Ils umans viven da piccens e grands sömis. Ci füs una vita senza sömis, senza utopias. La più famosa utopia dell'umanità è sur la Tor de Babylon, che l'artista Peter Bruegel ha disegnato il 6 al centinaire con interpretare le storie della creazione del mondo o del Vecchio Testamento. In grigione, Nina dünner c'è confrontati con progetti utopici, nominati oz da loro inventaders Visions. Questo film presenta 4 utopie del centinaire passato, progetti che sono bottizi in ibridanza. Una via fier sulla più alta montagna grigiuna, sul Piz Bernina, un canal per barches tras la via Mala, una città de vacanze Santinavras ed un'opera elettrica ci ves mis sottava la metà dell'Engiadina. Precis qua, dove Spin e la cevorge del Spöl sur Zernetz, ha voulu fabbricar Werner Brunschweiler del 1922 un de ses 3 slice gigantics in Engiadina. Qui dove Spin vesse dat un immens mur de serra, 180 metri alt ed una corona del mur de 320 metri larghezza. Il mur delle opere elettriche dell'Engiadina ha un'altezza di 73 metri. Il lai da Brunschweiler fu arrivato fin là in cui ci arriva oggi il lai da Livign. Il volume del lai fu stato da più col doppio dei 2 lais da Doz, da dove Spin e da Livign insieme. Al principio del centenaire passato si è cominciato in tutto il mondo a fabbricare muri, grandi serre, e questo è stato, forse è stato una delle più grandi per questo tempo, però tecnicamente è senza altro stato possibile, è un persuaso. Totuna, un cicinar stolban esser stat questo Werner Brunschweiler. In da fotografie e di sapag da del, les nat del 1894 in Turgovia e con 17 anni lì a Winterthur. Cecela in prais non è sconciaint. Fingiasch col giovane uomo all'inoltrà diverse domande per patentare invenzioni e dal 1925 al pubblicarsi idea che ci si potesse rimplazzare in Svizzera il carbone con energia elettrica dell'Engiadina. Questo sta Brunschweiler scrive in suoi rapporti, in Stadt la voglia, also in der Stadt una voglia ecologica, si vuol dire, is levenir da vent tot charbon. Is finja là, bada charbon is al schnosch e la forza idraulica füs al fitch puli, quai potessne far e lura ani dit nu stein avair in un gran potenzial e nu zerora quis potenzial, quai era il böt principal. Spero che Spin leva Brunschweiler mettere sott'aua eramo l'intera Engiadinota da Ciampfer fin Maloja per far quasi second Leistagnà. Freilich müssten dadurch die Dörfer Sils, Silvaplana, Ciampfer und Maloja geopfert werden. Alle anderen landschaftlichen Reize würden in vollem Umfang erhalten bleiben, beziehungsweise die Ortschaften neu und wahrscheinlich schöner wieder aufgebaut. Brunschweiler aveva previsto ciampfere un mur da 400 metri larghezza e 40 metri altezza ed era Maloja avesse dato un mur da 15 metri altezza. Per implire il lai, steva il manar lauan dal nord, dal vest e dal sud. Il volume del lai settiada su sche grand col lai da Cervraila. Il terzo lai da ses progetto utopic in Engiadina aveva Brunschweiler previsto da Dormartina, là in cui ci va fabbricata per il momento l'opera elettrica da Dovella. Questa serra fu nu da ben più alta, nempe 160 metri.
Der geschaffene See würde sich bei maximaler Füllung 19 Kilometer talaufwärts bis über die Schulzer Dorfbrücke hinaus erstrecken, mit einem totalen Inhalt von 735 Millionen Kubikmetern. Bedeutende Ortschaften befinden sich nicht auf dem überstauenden Gelände. Però las fracziuns de Martina, Stjadatsch, Sclamisot, Ciaflur, Strada, San Niclà, Serraplana, Rasvella, Surene e Pradella füssen nüdes misses totes Sotaua. L'Austra invezza füs nüda compensada d'invern cun da più aua, quai per l'aua ci niva sviada più in su vers nord. Ma Ozzendien è chiaro, non fosse più possibile, in mince caso no. Però per quei tempi è stata, also, è stata un'utopia e è stata una visione. E con questo progetto alle altre idee ci sono da fatto nichts realizzate. Also, una jada qui alle ovras elettricas per parte non realizzate, con il avviso. E allora alle previsto naturalmente da sviare l'acqua da Leno o dall'acqua ci vende qui da vent a Sus fin ora Clostra per avere da più dislivello verso il bacillo dal Rin. Dit quart, 70% dell'acqua dell'inces da Len für sie definir il Rhein. Les 14 centrales da Brunschweiler in Grischun vessen prodotte elettricità ci ves bastù quella jada per l'intera Svizzera. E queste 6 miliardas horas kilowatt füssen stattas va 3/4 della produzione attuale de tutti gli implants idroelettrics in Grischun. E Werner Brunschweiler, quelle emigrata nel 1925, curce sis proget niva moduna discuta vivamente in Italia a Gorizia pro ses frar. Pax ans più tard, dal 1931 al fat la suicid, il flum Isonzo. Dal 1907 presenta l'ingegner Pietro Caminada, nato a Milan ma oriunt da Vrin, un progetto per una via navigabile sulle Alps, ses plan, un sistema de canals, scluses e tunnels tanto Genua e Rotterdam. E le planures al nord e al sud delle Alps, es Caminada dovrà flums e lais existenz. La part spettacolare del progetto vesi dat tanto Chiavenna e Tusan. Kurt Wanner, il storiker local da Splügia, ha riscoperto avant 15 ans il progetto da Caminada. Il Ciavorgia della Rofla Mossel un Le Clav. Das Spezielle ist wahrscheinlich schon einfach die wahnsinnige Idee, das Mittelmeer mit der Nordsee zu verbinden über einen Kanal. Also über die Alpen hinweg. Ein Kanalbau von einer so Länge mit diesen Hindernissen, wo eben immerhin eine Gebirgskette in den zentralen Alpen umfasst. Also das ist das Gigantische eigentlich, ist schon etwas Spezielles, was er da will. Das wäre der Eingang zu dem 15 Kilometer langen Tunnel, den er von hier in der Rofla-Schlucht auf die andere Seite nach Italien über nach Isola geplant hat. Das wäre eigentlich der Kulminationspunkt von dieser ganzen Route. Also der Durchgang in den Stollen mit den Gasthäusern in der Rofla-Schlucht und mit der Passstrasse, die Richtung Splügenpass führt. Und unten sieht man eben den Stausee, wo dann die Schleusen, also die Rohrschleusen, weitergegangen wären, Richtung Viamala-Schlucht. Tusan, l'entrada della Via Mala. Qui comincia o finisce il viadi pretenzius tra le Ciavorgias della Via Mala e della Rofla. Per surmontare la differenza d'altezza ha inventato l'ingegner Caminada un sistema di tunnels de scluses parallels. Con l'acqua ci va in aval, vengono smacciate in su le barches, stialin per stialin. In l'ais d'accumulazione va in stagnare l'acqua per tenere l'equilibrio entre i due tunnels de scluses. Il Splügia va attraversare in tunnels in mince direzione con una leva pendenza sui 15 km, tanto la Ciavorgia della Rofla ed Isola al sud del pass del Splügia. E Rozzi Kurt Wanner ha tot fascinata questa idea. Er hat auch
wirklich den Eindruck gehabt, man könne mit eigentlich relativ wenig Energie über den Pass hinein, indem er in das Schleusensystem die Energie von der Bergbäche eingebracht hat, wo dann eigentlich ohne, dass man viel dazu beigetragen hat, die Schiffe in die Höhe gehoben hätten. Aufgrund der Sachen, die ich gelesen habe und gehört habe, habe ich den Eindruck, es wäre machbar gewesen. Wenn auch nicht ganz einfach, eben gerade auf der Nordseite mit den Schluchten, die wir haben, wie Mala, Rofla und so weiter, wäre sicher nicht ganz einfach gewesen. Auch auf der Südseite im Valle San Giacomo, das ist auch sehr eng. Aber ich habe das Gefühl, es hätte sich realisieren lassen, aber der Aufwand wäre natürlich sehr gross gewesen. Pietro Caminada era una corifea mondiale per canals esclusas, per si attraversada dallas Alps, welche nu differents tips de esclusas per surmontar las differences d'altezza. Ma la situazione politica ed economica non ti l'ha permis de fabricarsi a grande invenzione, quella del sistema con tunnels de esclusas parallels. Ein Hauptgrund war, dass das Kanalprojekt als Gegenstück zu den Alpenbahnen, die damals natürlich aufgekommen sind und wo man heftig propagiert hat, auch in Graubünden und im Tessin, dass sie die Konkurrenz von dem Kanal nicht unbedingt wählen. Und darum ist er eigentlich auf wenig Gegenliebe gestoßen in den Regionen, wo er hergekommen ist. In Italien hat man von ihm sehr viel gehört und viel gelesen. Er ist in allen Zeitungen ist der Name Caminada auftaucht. Der König, der Vittorio Emanuele, hat ihn sehr geschätzt. Er hat sogar gesagt, von Ihnen, Herr Caminada, wird man noch reden, wenn ich schon längstens in Vergessenheit geraten bin. Il Re d'Italia s'ha sbagliato. Be grazie alle ricerche da Kurt Wanner e Pietro Caminada Davos è morto dal 1923 oz insomma da c'è un tema. Ses progetto per conter es resta semplicemente una bella utopia. Usceas presenta oz la Val d'Avras. Se fusite in una società genevrina sis plans turistics, l'ora vades quai ora oz quia a crestas in 2 mm sur mar tot otter. Quai hai asce le dimensioni di quel progetto con proprio giganticas, di forse comparare le dimensioni col progetto del Sami Seviris ed Andermatt ha leu un progetto con 3 mm che hanno planisato 10 mm, also 3 ga più grande. Forse standentic Patriciana vos l'atmosfera e il spirito di quei tempi era in un gran boom, in un sviluppo economico che avevano quei progetti gigantici e un futuristici, che avevano tuttavia platz in quei tempi e in quel spirito di quei tempi. Ed il risultato di quel spirito del anni 1960 a Svezia amo oz in Francia, in ci dà più di quei centri di vacanze scozzitati da ritorta alle Alps. In prima linea lös de sport d'invern, con fina passa 20 millilets occupati durante 5 fin 6 mais long, la Flaine, la Plaine, les Arts o Scoquia a Voria. E la stessa idea s'agnu eri la Val d'Avras, la soprastanza comunale era il primo motot incentada e sperava di poter frenar con questi plans la depopolazione. Ils anni 1960, quando si è trattato il progetto, era l'uomo di Dana Klucker, presidente comunale di Avras. 10 anni più tardi, quando il progetto è stato pulito, era l'ora ella, svessa presidente comunale. Fin già van 10 anni, quando Carmelia Meissen ha fatto ricerche per sua dissertazione, wir wollen diskutieren con Anna Klucker. Es hat ja viel Land gebraucht von den Bauern. Und die haben nicht alle Freude daran. Aber man kann nicht alles haben. Und es ist dann doch durchgegangen, dass man noch etwas projektieren, schauen. Und ja, langsam ist es vorwärts gegangen. Und hätte die Pläne gegeben, wo man eigentlich, ja, noch nicht viel gesagt haben. Also, dass das Pläne nicht so viel ausgesagt haben? Ja. Ist man sich dann bewusst gewesen, die Grösse? Oder
Eigentlich glaube ich nicht. Mich denkt, das wäre viel zu gross gewesen für hier. Ja. Mir denkt es auch auf den Plänen, dass man gar nicht so recht sieht, dass es 10'000 Betten hätte sollen werden. Das hätte man das auch lesen. La Société Générale pour l'Industrie de Ginevra ha planisà e calcolà durant ans, a stampar broschures e presentar cresta juf sco 9 center del turism Grischun. Richard Brosi, un architect de Quaira, ha fatto schizze e plans per mostrare come questa retorta potesse insomma vera ora. Infra 6 ans as leva fabbricare a cresta juf 8.000 lets ed un grand territorio de skis con 20 penticulares e runals. Per questa prima parte erano previste investizioni da 123 milioni di francs. 51.000 metri quadrati terreno per la zona centrale è comprato subito. Ulteriori 350.000 metri quadrati si deve comprare più tardi. Quando hai scoperto quella storia di quella lieut, ci si ricordava che era lui in tema, per altri era quando tu dici, era boss immaginabile che deve un progetto di tale dimensione alla Valavers. Concreto, restavano voce, si sono due runals alla Valavers, quella lui stava la condizione della visneuca che la società di Ginevra begegna finalmente in ragazzi che in svesi in ragazzi che quei anni lo faccia alla fine del anni 60. Dus runals arcaics che al gorden ozza d'un progetto ci dovesse probabilmente mudare la faccia da Davres, ma era influenzato per aduna il turismo Grischun. Sind Sie froh, dass es nicht gekommen ist? Das Ganze schon. Ja. Das war, ja, weiß auch nicht. Da war kein mehr Platz. Aha. Nein, das hat ich nicht. Und wie es heute aussieht, noch mehr. Ja. Der ganze Reiz von dem Tal wäre ja weg. Ja, das wäre weg. Die Dimension war ja eigentlich schon verrückt. Ich meine, wenn da 10'000 Leute und entsprechend viele Mitarbeiter in das Tal gekommen wären, das Avers, das wäre ja eigentlich untergegangen. Ja. Als Dorf, als Darum Kultur. ist es auch gute Seite, dass es nicht alles so ist. Das können wir sich vorstellen. Ja, also, ja, das war einfach zu gross für mich. Dal 1978 ha venduto la società genevrina tutto il comune ed abbandonato per aduna la Val d'Avres. In piede d'una città da ritorta, da qui a oggi 2 piccoli hotels con vista libera. Per l'ultimo progetto utopico ha voluto un ingegnere ir ad ot. 2253 metri sul mare, fins in quell'altezza arriva la via Fier del Bernina. Fabbricata e la nuda del 1910 per turisti e per la città. Curcia Eduard Zimmermann è arrivato nel 1919 per la Bernina e ha introdotto nuove metodi per far libero il tragitto d'inverno e per silientare le vinnes. 20 anni è restato direttore della via Fier del Bernina, per Rotter non sa da del. Con un'eccezione. Dal 1930 aveva Zimmermann i piani di fabbricare un treno elettrico con ruote dentadas fin giusto su sotto il Piz della più alta montagna grigiona del Piz Bernina. Jan Brünker aveva accettato 20 anni articoli di questo progetto spettacolare per portare giasts in 60 minuti un passo a 4 mm sul mare. Era enorme innovativo, provava ad uno der ciò da ter possibilità da poter maniera da più lieta in la regione della via Fier del Bernina. Questo era sia bello. E qui come naturalmente come fusto una parte della via Fier del Bernina. Also quella was tutto ertiers la uscita BB la Bernina Bahn. E che fusto una parte da quella scucel zao sia illusione era da dir in ort da dir cum vagons della via Fier del Bernina ci deren già existenza da samorezen fino sul pizzo.
L'inspirazione da Zimmermann era stato il tren sul Jungfrau Joch inaugurato nel 1912, un magnet per turisti dell'intero mondo e quai una capodovra da via fier con rodas dentadas. Credo che tecnicamente questo è realizzabile perché c'è il fuso della forca prevlusa e già via e su identico alla parte di sua grip fuso stata fatta in finestra e su quella parte là è scritto un tunnel da spirale con una stipura da 36% che è biero e da là fuso loro arrivò su praticamente bem direct da voz al pizzo fino alla stazione da Finela. Un plan da questo progetto per una via fier sul Piz Bernina è ricercato l'archivio comunale da Puntragigna. Gian Brünker ti vezza qui alla prima iada ed è sorpreso dalla qualità da quel. Questo è un plan da vaglia. In postut, quello che mi piace a me specialmente è già il profilo di tutta la linea. Es vezza la sottezza sul mer, als chilometri da venda Morteratsch. Sul Piz Bernina è il chilometro 9,300, also das 9 chilometri di 300 fuste della linea. In postut il tunnel del circolo quel è con un radio di 200 metri e quel è 590 metri lungo. Also quel è un po' più lungo che quello dell'Alvra. La stazione Prevlusa è già su 3.432 metri, quella è già sull'altezza di Jungfrau Joch. E allora la stazione Finela, quella è su 4.012 metri, quella è in tutta Europa la stazione la più alta, ci è 12 finita fabbricata. Quel che ho fatto, questo piano, ho già fatto anche più di questi plani. E erano quella volta si fa plan, ma per fare la prima volta è speciale. Eduard Zimmermann aveva calcolato un corso di 12 milioni di francs. Usche Blair aveva costruito 20 anni più bot l'intera via fier del Bernina. Bot la metà del tragitto fu stato scopre la Jungfrau e la montagna. E der Zimmermann aveva previsto di fare sotto il bianco grato una finestra per vedere giù sul vadretto del Morteratsch e sulla Diavolezza. Il Consiglio Comunale era un fitch veramente par, perché eles davano un vantaggio per Puntragigna. Per esempio, le foglie del Codice del Protokoll del 7 Luglio 1930 im kantonalen Bauamt, welches das Gesuch zur Vernehmlassung zustellte, ist mitzuteilen, dass der Gemeinderat im Prinzip die Erteilung der Konzession befürworte. Also il Consiglio Comunale era in principio per questo progetto. Ma il Consiglio Comunale non ha fatto qui con l'opposizione veemente. Impostut il Club Alpin, le organizzazioni per la protezione della natura e della patria, ma i vagins da Puntragigna avevano grandi risalvas. Al 6 ottobre 1930, alla radunanza comunale refusò il progetto con grande maggiorità. Quella era la morte di questo progetto. Se si cocla può in sci, non fosse quindi non ha detto la fusta fabbricata, perché c'è già allora per la finanziazione. E se stopzare era 1930, 1929 è veramente la crisi delle banche e non è stato un tempo ideale per conoscere il progetto. Eduard Zimmermann ha ritratto in questo progetto. Fin dal 1939 l'amore è stato direttore della via fier del Bernina e è morto dal 1959 con 72 anni. 4 progetti utopici, mai realizzati sotto in piccole smicles, o ci mancavano raps, o c'è la liauzza adostada, o l'ora c'è il San Incletta fatto una fine all'utopia. Otras ideas naras nascen a dünna dertgei.